Carissimi amici, siamo nel mese di febbraio del 2017 e siamo, come vedete, nella nostra casa degli Stimatini di Gemona del Friuli. Questa nostra casa che, come vedete, è anche un luogo di accoglienza per tanti ospiti che arrivano da tante parti d'Italia per qualche settimana, qualche mese vengono per lavoro, sono alcuni infermieri, alcuni studenti e questa è la nostra casa. Ecco, siamo nel mese di febbraio e guardate che splendida giornata. Oltre la casa vi facciamo vedere anche la parte alta di Gemona, vedete il castello, ed è bello ricordare che da poco tempo abbiamo passato il 40° del terremoto. Anche la nostra casa è stata completamente distrutta nello sisma del 1976 e dopo qualche decennio è stata ricostruita. Ecco, riprendiamo le immagini della nostra casa, degli Stimatini di Gemona, in questa giornata di febbraio molto bella. C'è, come vedete, un bellissimo sole. Questa è la nostra casa. Attualmente gli Stimatini a Gemona siamo soltanto in 3. Padre Giuliano Melotto, che in questo momento si trova a Verona con il suo problema di salute e le cose purtroppo sembrano prolungarsi. Poi c'è padre Luigi Lanzilli, che è stato per tanti anni preside della nostra scuola Bertoni, appunto all'Istituto Bertoni a Udine, e poi ci sono anch'io che sono arrivato da pochissimo tempo, dalla metà di settembre. Ecco, vi faccio vedere ancora la parte più a nord della nostra casa con questo cielo splendido. E qui, ecco, siamo proprio nel chiostro centrale. Questa è la parte riservata per i nostri ospiti. Attualmente la casa è abbastanza piena, ci sono, direi, una trentina, forse 35 ospiti che ci ringraziano per aver trovato proprio da noi l'accoglienza. E adesso quest'altra è la parte della casa riservata alla comunità. E qui siamo proprio nell'entrata principale. Vedete come ci sono le camere disponibili. Padre Giuliano è l'autore di questo cartello e è sempre molto ricco di scritte, di parole, di inviti, di benvenuto. Ecco, anzi approfitto per salutare il Padre Giuliano. E ci spostiamo. Questa sopra c'è la Piazza del Ferro. E la casa degli Stimatini è in via, chiamata in friulano Rive dai Stimatins. Vi faccio vedere la montagna, il Glemine. C'è anche un po' di neve, come vedete. È una casa molto bella, molto grande. Sono stati fatti dei lavori con molto cemento e molto cemento armato, naturalmente perché siamo in una zona sismica. E qui vedete un altro cartello di benvenuto, di invito alla nostra casa. Ecco, allora, da un'altra angolatura, la parte riservata agli ospiti, e poi vedete come c'è molto verde. C'è un bellissimo giardino, purtroppo non è molto curato, ma magari con la primavera che si avvicina cercheremo di curare un po' il giardino. Ecco, vi faccio vedere questo angolo. Qui c'è anche una bella croce
Ecco un angolo dove c'è anche una grotta, una piccola grotta della Madonna di Lourdes. Ecco, mi avvicino. Ecco. E a proposito di verde, ecco qui siamo proprio, diciamo, sul retro della casa e c'è questo giardino, ci sono delle piante, diciamo, anche di frutta. Queste sono per esempio dei noci, abbiamo raccolto le noci, e poi più in su, più in alto c'è anche una pianta di cachi, anche quelle le abbiamo raccolti e mangiati, per la gioia soprattutto di padre Luigi Lanzilli. Perché non tagliamo le noci per mettere altri cachi? Questa è la domanda di padre Luigi, però a me piacciono molto le noci. Ecco, facciamo un giro per vedere una parte di Gemona, vediamo anche qualche montagna che circonda la nostra casa. Ecco, da qui, dalla casa degli Stimatini di Gemona, un caro saluto a tutti e un invito a venire e a vivere con noi per qualche giorno, a tutti i confratelli, a tutti gli amici e gli ospiti. Buona giornata!